veramente. E allora, eccoci rientrati in studio. Allora, io prima di far intervenire Giovanni Endrizzi vorrei che la regia proponesse questo breve intervento di Battista, che ha rilasciato prima del voto a Roma, e sentiamo intanto. Finito, ma Berlusconi ha voluto fare un favore a Renzi, sostenendo Mancini, è chiaro, il patto di Nazareno è vivo, forte e lotta contro gli interessi del popolo italiano. Renzi è sostenuto da Berlusconi e in cambio gli fa favori. Quindi vi stanno mandando allo sbaraglio? Non ho capito. Vi stanno mandando allo sbaraglio, sarebbe questa la lettura? Berlusconi si allea con Renzi per non vincere, non far vincere. No, magari per provare a far andare Giachetti a ballottaggio, perché se Giachetti non andasse a ballottaggio a Roma, Renzi gli scoppia il partito dentro. Perderebbe, secondo me, se il Giachetti non andasse a ballottaggio a Roma sarebbe evidente la sconfitta di Sala a Milano, sarebbe quasi una diretta conseguenza, per cui Berlusconi quando Renzi ha bisogno immediatamente si alza in piedi e gli porta aiuti. Eccolo qua, un intervento molto, molto breve, Endrizzi, però sulla stessa linea di Giorgia Meloni. Per quanto riguarda le alleanze e gli atteggiamenti, diciamo. Io credo che il patto del Nazareno sia semplicemente un accordo di buona uscita, non solo politica ma anche economica, per Berlusconi, che punta a mettere in sicurezza le sue aziende prima degli ultimi, diremo, movimenti, e poi si chiude il sipario. Sta già vendendo il Milan e quindi è chiaro, insomma, a tutti. Quello che deve essere chiaro però che cosa si gioca per la politica italiana con questa operazione, questo accordo dove Verdini sembra quasi una avanscoperta, un plotone mandato oltre le linee nemiche a fare il lavoro, diremo, che interessa. Quindi io non credo a questo strappo prima tra Verdini e Berlusconi e ora quello dichiarato da Renzi con Verdini. È molto imbarazzato da questa alleanza, se ne è accorto di come gli italiani hanno visto l'inverecondo spettacolo della riforma costituzionale e di Verdini, che è entrato praticamente in maggioranza, e quindi cerca di salvare il salvabile ai ballottaggi. Ma noi rischiamo veramente, attraverso questo accordo contro natura, di vedere blindata la democrazia italiana in una sorta di teatro dell'apparenza, cioè noi avremo un rituale apparentemente democratico, ma dietro la cementificazione proprio degli interessi delle lobby nazionali e internazionali. Avremo un premier sostanzialmente plenipotenziario che applicherà in Italia la volontà della Troika, avrà i poteri per imporre all'Italia le misure drastiche, direi quasi quelle cure che uccidono il malato, che l'Europa però per salvare i paesi del nord, del centro-nord Europa, vorrà imporre. E allora queste amministrative sì che hanno un significato politico di riflesso, perché una battuta d'arresto a Renzi oggi è salutare anche per la democrazia italiana, è salutare per fermare questa deforma, così la chiamo io, costituzionale, che rischia di minare proprio il senso stesso della democrazia, togliendo il diritto di voto ai cittadini sul Senato, portando ancora alla Camera un 2/3, 3/4, a seconda delle stime, di nominati. Noi avremo veramente che i cittadini contano zero. Tosi, voi proprio ieri, se non sbaglio, o l'altro ieri, a Roma avete annunciato invece il sì al referendum costituzionale, giusto per replicare, no? Se non sbaglio. A proposito di Voltagabbana. E lo rivendichiamo anche, perché mentre qui c'è qualcuno che gioca al tanto peggio tanto meglio, c'è qualcuno che, come sempre, soprattutto della 5 Stelle e ultimamente anche della Lega di Salvini, parlo della Lega di Salvini perché la Lega di Zaia è un'altra cosa e mi rendo conto è palpabile l'imbarazzo del consigliere regionale, perché so che Salvini gli sta facendo fare brutta figura a tutta Italia. Noi abbiamo annunciato il nostro sì alla riforma costituzionale perché o questa riforma o nessuna riforma, cioè il caos.
Potrebbe essere una riforma migliore, sicuramente. Se l'avessimo fatta noi l'avremmo fatta diversa, sicuramente. Ma il giorno dopo del referendum di ottobre, se passa il sì, sarà un'Italia comunque un poco migliore. Intanto perché andiamo ad eliminare il bicameralismo perfetto col ping pong da Camera e Senato, una cosa che noi del centrodestra abbiamo portato avanti per 20 anni. Poi perché andiamo a tagliare il Senato da 315 a 100 senatori, tra l'altro non verranno pagati. Poi perché soprattutto perché andiamo a garantire una governabilità a questo Paese e un presidente eletto, perché non possiamo qui per anni dire Monti non è stato eletto, Letta non è stato eletto, Renzi non è stato eletto, e adesso abbiamo la possibilità di votare una legge elettorale che ti permette di eleggere e di far governare. Far governare significa fare le riforme che questo Paese ha bisogno, un Paese votare contro. L'errore che è stato fatto, e che immagino, l'ho capito stasera, si capiva anche guardando la televisione in questi giorni, e non l'ha fatto solo il centrodestra, l'ha fatto anche Renzi, è stato di personalizzarlo il referendum. Cioè un referendum pro o contro Renzi. Noi non siamo pro o contro Renzi, perché si rischia di fare la fine del 2006, quando delle buone riforme nostre del centrodestra, la famosa devolution, è stata bocciata dal referendum perché era diventato un referendum pro o contro Berlusconi. Certo. No, io sul piano costituzionale devo rettificare alcuni dati che sono proprio sbagliati. Innanzitutto il bicameralismo perfetto non è stato eliminato proprio dove più conta. La legge elettorale sarà ancora bicamerale, le riforme costituzionali saranno ancora bicamerali, e questo vuol dire che i disastri di questa legge, che non solo non è la migliore ma è la peggiore, non si potranno più guarire, perché avremo un Senato con consiglieri regionali che varieranno, quindi con maggioranze variabili durante una legislatura. Certo. Perché? Perché risentiranno delle elezioni regionali e cambieranno le maggioranze continuamente. Non si potranno più avere riforme costituzionali, quindi è il contrario di quello che lei sostiene. Ma non solo, noi avremo, a proposito della velocità delle leggi, un Senato che potrà tenersi in pancia per 45 giorni una legge, perché così è la riforma, ed esprimere un parere che poi non serve. Allora questo è un controsenso. Riguardo i costi, l'impianto, se riguarda il bilancio, i risparmi saranno al massimo per il bilancio del Senato di 50 milioni l'anno, questo lo dice la Corte dei Conti e la Ragioneria dello Stato, mentre non è escluso che dovranno essere pagati i rimborsi per le trasferte e tutto il resto proprio dalle regioni, quindi avremo uno spostamento dei costi, non una riduzione. E per quanto riguarda la governabilità di cui lei parla, la governabilità si ottiene impedendo la transumanza dei Voltagabbana. Questa riforma viene fatta con i vostri voti dei Voltagabbana di Verdini e di Tosi. Mi dica lei se è possibile che questa riforma vi tolga potere. Allora, noi non siamo Voltagabbana intanto perché abbiamo votato su centinaia di leggi al mese. Nell'ultimo anno abbiamo votato due volte. Sulle riforme? Sì, sulle riforme è contro una mozione. Sulle riforme siete per il sì? Sì, è contro una mozione di sfiducia che avete presentato inutile perché faceva solo perdere tempo perché non aveva i numeri. 2 volte, non abbiamo chiesto un sottosegretario, non abbiamo chiesto un ministro, non abbiamo nessuna poltrona e nessun accordo ufficiale e non ufficioso. Avete chiesto nulla in cambio. Noi siamo un movimento del centrodestra che vuole rifondare un centrodestra dopo la bruttissima figura che ha fatto a Roma, perché a Roma siete partiti un po' più avanti. A Roma dalla Meloni in gravidanza c'è stato un mesetto e mezzo prima, quando la Meloni, Salvini e Berlusconi appoggiavano tutti Bertolaso, sono andati anche i gazebi, anzi prima la candidata naturale anche per noi sarebbe stata Giorgia Meloni, ma non ci ha messo la faccia subito, come il candidato naturale a Milano sarebbe stato Salvini, ma lui non ci mette la faccia mai. Certo. Allora, prima di dare la parola al professor Casa, volevo sentire anche Luca Zaia cosa dice, tornando al discorso dei ballottaggi a Roma. Guardi, io penso che noi a Roma non possiamo votare la sinistra e quindi penso che la soluzione ad esempio potrebbe proprio essere quella. Il segretario è il segretario e decide, ed è fondamentale questo. Penso anche che Roma sarà un grande banco di prova per i grillini, perché passeranno automaticamente, se vince la Raggi, passeranno dalla protesta alla proposta e quindi anche alla quotidianità di un'amministrazione che non è una cosa facile. Allora, professor Casen, che cosa sta succedendo? Allora, il Movimento 5 Stelle è sempre corso da solo, non ha mai stretto alleanze con nessuno. Adesso che c'è il momento del voto per il ballottaggio,
la Lega si offre, diciamo, beh, possiamo votare il candidato 5 Stelle. Cosa sta succedendo? Ci si prova? Ci sta provando? Come no, si fa perché, a volte scusate, allora, non mi pare che ci sia una richiesta esplicita o implicita da parte del Movimento 5 Stelle per avere l'appoggio di chiunque. No? Quindi diciamo che è un'offerta spontanea, chi la raccoglie e se voteranno in quella direzione vedremo se i romani sono convinti di questo tipo, di questa scelta, se la Lega riuscirà a convincere, sicuramente non tutti, di votare per un candidato di questo tipo. Direi che è una cosa abbastanza trasparente e tranquilla. Non ci sono doppi fini, diciamo, per un futuro... Non credo, almeno che non emerga, per carità, io non sono in grado in questo momento, ma nessuno, di sapere se c'è una sorta di voto di scambio, nel senso che se tu mi appoggi io poi ti riconosco qualcos'altro, ma questo starà il tempo e sicuramente la magistratura, perché la cosa strana poi, in tutti i paesi del mondo, solo in Italia la magistratura interviene per stabilire se quello che fa un sindaco è bene o male. Guardate che è una cosa mostruosa, cioè non siamo in grado di mettere in piedi una struttura che controlli la politica, no? E ogni volta il magistrato deve distrarsi da mille cose che ha da fare, perché la magistratura, diciamo che sicuramente ha delle incombenze notevoli, ma poi a livello di efficienza è abbastanza carente. Però si preoccupa se il sindaco di qua piuttosto che di là, ma soprattutto quello che noto è una certa insistenza in talune regioni nei confronti degli esponenti di 5 Stelle, questo bisogna dirlo, perché noi non riesco a capire, abbiamo avuto uno tsunami chiamato Mose, non se ne è accorto nessuno e quando se ne sono accorti hanno detto c'aveva un neo sul naso. Di tutto quello che è successo, che succederà, aveva un neo sul naso. Cioè hanno tirato fuori la pagliuzza, ma tutto il resto è ancora tutto da scoprire e non verrà fuori in questo processo che si sta mettendo in piedi. Quindi diciamo che certe volte la magistratura è distratta, per altre invece è molto attenta. Non voglio difendere nessuno, ma statisticamente le cose non mi tornano, perché poi si scopre che tutto sommato le amministrazioni precedenti a 5 Stelle, caspita, se ne avevano combinate. E non è successo niente, arriva questo che cerca di mettere a posto un po' di cose, probabilmente anche sprovveduto, perché nessuno nasce sindaco, sindaco ci si diventa mettendoci il naso, mettendoci la fatica, mettendoci quello che si può pensare di fare le cose bene e poi finalmente qualcuno ci riesce anche. Ma non è che possiamo dire che la magistratura ogni volta deve metterci lo zampino, lasciamola stare, la magistratura che faccia giustizia, ma veramente. Perché in Italia la giustizia è una cosa estremamente labile. Ma tornando al nostro discorso, i partiti non offrono politica e non partecipano i cittadini della politica che fanno. Ma ripeto, non solo in Italia, negli Stati Uniti, così vale per la Francia, Hollande, il suo predecessore. Ormai la cosa più strana è che la Francia sta esprimendo dei presidenti della Repubblica che sono orridi, ne fanno peggio di Bertoldo. Allora, se dobbiamo tornare al discorso di prima, io spero che vincano quelli che sperano che l'Inghilterra esca dalla Comunità Europea. Perché è un buon segnale. Questo terrorismo dell'euro è un terrorismo voluto dalle grandi lobby. L'euro ha portato la rovina in Europa a vantaggio delle lobby, peraltro anche americane. E quindi se non c'è un momento in cui le cose
finiscono e si ricomincia con una logica diversa, l'euro rischia di distruggere l'Europa. L'euro ha tolto il potere d'acquisto dei cittadini. Oggi l'euro non vale nulla, però per guadagnarlo si fa una fatica terribile. Quindi non c'è un rapporto come una volta tra la possibilità di accedere a un agio, diciamo, finanziario, economico, perché se vado in banca nessuno dà un mutuo oggi, no, se non metti a disposizione delle garanzie megagalattiche, e dall'altra parte se devo spendere qualche cosa o devo guadagnarlo normalmente è una cosa estremamente complicata. Ripeto, i cittadini devono essere coinvolti, i partiti, se vogliono tornare a fare i partiti, devono coinvolgere la gente, ma non solo per le votazioni, devono coinvolgere le persone durante tutto il periodo in cui gestiranno la politica e dovranno coinvolgere e chiedere conto e chiedere a loro consiglio di come gestire queste cose. Si devono riformare i partiti rispetto a quello che è stata la nostra... Ma i partiti se non si riformano scompaiono. Sono destinati a morire. Ma scusate, 20 anni fa Giorgio Gaber ha scritto una bellissima canzone, no? Quello che è di sinistra e quello che è di destra. E aveva già capito che quella cosa era finita, no? Oggi i partiti non possono continuare ad andare avanti con ideologia, la gente vuole andare a casa a mangiare, chiudere la porta e essere sicuri di essere dentro a casa propria. Ha bisogno delle certezze che la politica non dà, che la politica manifesta con grandi parole, ma poi quando noi che parliamo di accoglienza dell'immigrazione non la diamo, perché l'accoglienza la diamo alle cooperative che raccolgono questi esseri umani per un certo periodo di tempo e creano grossi vantaggi per chi gestisce le cooperative. Ne abbiamo contezza anche ultimamente. Ma dopo sono mandati al macello. Sono mandati a raccogliere i pomodori, le arance, perché abbiamo visto, una serie di cose. Allora questa è accoglienza? Cioè, io intendo accoglienza per sempre. Cioè do la opportunità a queste persone che arrivano di potersi creare una vita, non dico normale, ma quantomeno decente. Non c'è decenza in questa accoglienza. Questa è una cosa assurda, è fuori dal normale. Cioè l'Italia sta diventando il ghetto d'Europa. Con la parola siamo accoglienti. Certo. Marina Buffoni, allora, ritornando invece alla questione principale di questa sera, sulla questione ballottaggi. Giorgia Meloni ha detto: io a Roma ognuno fa quello che vuole. Certo. Salvini invece dice: potremmo votare per non votare il PD. Secondo lei... Salvini è il leader della Lega Nord, che è diverso da Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, quindi credo che dare delle indicazioni sia facoltà di ogni leader del proprio movimento, del proprio partito. Credo che Giorgia Meloni e il partito abbia scelto, tra l'altro domani ci sarà una direzione nazionale, ci sarà il punto dell'ordine del giorno anche questo, però ha già dato un'indicazione molto chiara, che è quella probabilmente che non appoggeremo nemmeno il Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle francamente, ma soprattutto la Raggi, non ci convince, perché anche, racconta amabilmente che non raccoglie i contributi elettorali, però fa finta di scordarsi che grazie ad una legge è da 3 anni che le campagne elettorali non vengono più finanziati da finanziamenti pubblici, quindi francamente allora si comincia a capire che questo, da 3 anni che i finanziamenti pubblici non esistono più, quindi non veniteci a raccontare che voi siete gli unici, o per i partiti? Per i partiti. Li hanno trasformati da diretti a indiretti, ma sono sempre lì. Sì, vabbè, ma è inutile venite a dire che voi siete più bravi, c'è una legge nazionale che dice che non ci sono più finanziamenti ai partiti. Abbiamo lasciato 42 milioni di euro alle ultime politiche, perché non li abbiamo voluti prendere. Allora, poi andate a raccontare, anche cosa ha fatto il suo partito di quei contributi. Poi andate a raccontare anche che i parlamentari e i senatori devolvono ai progetti per le microimprese metà del loro stipendio. Mi risulta invece che molti senatori e
molti parlamentari al mese danno sì e no 2.700 euro, meno i 20.000 che prendono di indennità, di diaria e tutto quanto, si intascano 17.000. No, guardi, stia buono perché ho anche tutte le schede, io quindi lei deve dimostrare che 10.000 euro mi dispiace, perché io qui per esempio ho una scheda del senatore Endrizzi che dice che mette un bonifico di restituzione ogni mese di media 2.770 euro,84 centesimi. Quindi non racconti alla gente le balle che voi date metà dell'indennità ai progetti di microimprese, perché qui c'è scritto benissimo. No, lei quindi falsifica, ma io non falsifico niente, ma io gliele giro per WhatsApp e così poi potrà vedere. Anzi, dimostri, ma c'è il sito del Movimento 5 Stelle dove si vede benissimo la graduatoria delle retribuzioni che rimandate al partito e si vede benissimo quanto date. Ma per carità, potresti anche non dare nulla, perché non è obbligatorio al movimento, ai vostri progetti, a quello che volete, però non dovete raccontare balle alla gente. Io sono correttissima perché io sto leggendo. Io sto leggendo. Ma guardi, ma io sto leggendo una scheda, quindi di conseguenza penso di. Ma la deve leggere per davvero, non per ma guardi, qui c'è scritto il suo nome, Giovanni Endrizzi, poi aspetti, ne ho un altro che c'è una scheda del blog di Beppe Grillo dove parla chiaramente e si vede insomma la restituzione, penso questa è la sua foto, Endrizzi Giovanni nel mese di marzo a 2.770 euro, come dicevo prima. Sentiamo un attimo Endrizzi, è tutto dimostrabile, spettatore in attesa. Mi dispiace di avere fatto cadere il suo castello lei aspetta la risposta e poi magari forse 5 minuti. Allora, io non siete voi che dovete vergognarvi a raccontare balle alla gente. Dovete sapere per accattare 4 voti. Ogni parlamentare, ogni senatore riceve 2 versamenti ogni mese. Una è l'indennità, quello che si può chiamare stipendio, l'altro sono i rimborsi. Noi abbiamo come impegno di restituire la metà del nostro stipendio e tutto quello che non viene rendicontato delle spese, perché noi abbiamo oggi che questi rimborsi spese sono forfettari, cioè che tu li spenda o non li spenda, te li tieni in saccoccia. Noi ci siamo dati una regola per cui... E dove vengono spesi? Un attimo, facciamo finire. Vengono spesi per l'attività di mandato, per i collaboratori, per le spese telefoniche, per la permanenza a Roma, vengono spesi per tutto quello che serve a svolgere il proprio compito di senatore. Lei trova la rendicontazione di come io spendo i soldi e trova che di quello che io non spendo restituisco tutto fino all'ultimo centesimo. A chi? Allora, al Paese attraverso versamenti sul fondo per le micro come quella di Bassano che in un anno è fallita. Ma scusi, adesso lei sta mescolando i discorsi. Perché ho telespettatori che stanno aspettando di intervenire. Eventualmente lei faremo può un'altra verificare che io per chiarire mi come dimezzo vengono lo stipendio e verso tutto quello che non viene speso. Quello che io spendo lo può verificare da lei. Detto questo, è molto grave che lei confonda due aspetti. Il primo, che non faccia distinzione tra i rimborsi e lo stipendio. Mi dica Giorgia Meloni che cosa fa del suo e a chi dà quei soldi, perché io li verso su un IBAN del Ministero dello Sviluppo Economico ed è tutto verificabile. Quello che fa Meloni, se finanzia il suo partito, li dà per le vostre attività, questa è un'altra questione. Detto questo, ci sono ogni anno migliaia di imprese che nascono e producono anche occupazione attraverso quei fondi. Li abbiamo chiamati in Senato poche settimane fa per una conferenza stampa dove hanno mostrato ai cittadini che non credono, come lei non crede, perché mi rendo conto che le sembra impossibile. Ho visto il caso di Bassano con i poveri ragazzi trova online che quella si sono conferenza fidati stampa di voi. dove ci sono gli imprenditori che io ho visto quei poveri ragazzi di Bassano del Grappa che si sono fidati di voi, i vostri grafici, le vostre previsioni, e poveretti in un anno hanno dovuto chiudere bottega, baracca e burattini, poveri. Mi dispiace per
coloro che si sono fidati delle vostre previsioni. Ma perché di sarebbe marketing. responsabilità nostra? Guardi che noi non gestiamo quel conto, noi versiamo i soldi, è il Ministero dello Sviluppo Economico che lo gestisce, noi quei soldi non li tocchiamo, li restituiamo e poi con un meccanismo pulito e trasparente è il gioco dell'economia. Tra le tante imprese può esserci anche quella che ha difficoltà e chiude, ma ci sono delle garanzie e la prima garanzia è che noi non tocchiamo quei soldi. Ok, andiamo allora con i telespettatori, perché da un po' che attende la signora, credo la signora Michela, vero? Pronto? Sì, buonasera signora. Buonasera a lei e a Prego. tutti quanti. Perché non indire un referendum tra noi comuni cittadini per farvi dire quanto dovreste prendere di prebende al mese? Tutti quanti. Perché io con queste, scusate, barzellette che state raccontando, è per forza che poi rimaniamo cittadini ignoranti in tutte le materie, non andiamo più a votare, ma per paradosso abbiamo sempre di più le careghe che vengono prese d'assalto da liste civiche e quant'altro, che poi sappiamo bene sono tutti trombati che tentano di arrivare lo stesso alla carega. Mi chiedevo oggi come mai Berlusconi, se risiede a Roma, è andato a farsi curare a Milano. Mi sapete dare la risposta voi, visto e considerato che è residente nella capitale? Ma andiamo avanti. Sentivo oggi le signore radical chic di Torino fare le pulci alla signora radicale candidata a sindaco di Torino. E dicevano le loro, e poi in fondo hanno detto: ma va dai, che una di noi è una radical chic, e questa sarebbe la candidata 5 Stelle che deve fare la faccia a Fassino, se non erro. Mi chiedevo e mi domando se queste signore radical chic si rendono conto, ad esempio, che Torino ha miliardi e miliardi di euro di debito del comune. Invece di parlare di queste stupidaggini fareste bene a parlare di cose vere. Ad esempio 2 giorni fa qui nella Venezia orientale è successo un fortunale e molte zone sono andate sotto acqua. Di questo dovreste parlare, di come fare a far diminuire queste affluenze acquee in Veneto, e sappiamo cos'è il Veneto. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, hanno detto a chiare lettere che 500 euro a tutti quanti non si possono dare, altrimenti fallirebbe il paese. Un'ultima cosa, mi chiedo e mi domando come mai il Fondo Atlante pretende di acquisire la maggioranza delle banche venete, visto e considerato che dicono che sono scarsamente favorite, visto e considerato che sono diminuite di quanto sapete, eccetera eccetera. Mi chiedo e mi domando se questo non è un gioco a tavolino per far sì che il Veneto ancora una volta chiuda, e chiudo anch'io dicendo: Veneto Tasi e paga le tasse. Grazie e buonanotte a tutti. Grazie signora Michela. Abbiamo anche il signor Italo che è in attesa. Buonasera signor Italo. Pronto? Carissimo, buonasera. Lei chiama da dove? Sono io da Padova. Ah, da Padova, sì, buonasera signor Italo, prego. Buonasera caro dottor Crivellato, buonasera. Intanto saluto i suoi ospiti e saluto anche il dottor Carre. Praticamente le discussioni che fanno i politici di professione che lei ha in studio interessano veramente molto poco, anche perché io come suddito, e non sono il solo, sto sempre peggio, e mi aggancio proprio a quello che ha detto il professor Case sull'euro e sull'Europa. Ha tracciato una situazione assolutamente perfetta che corrisponde alla realtà. Allo stesso professor Case volevo chiedere questo: lei parla giustamente di accoglienza, ed è chiaro che uno straniero ce lo insegna, non so, Omero, il Cristo e tutta questa gente qua, dovrebbe essere accolto con la massima considerazione. Però, professor Case, mi dice la prefettura, gli organi di stampa, che sono arrivati 100.000, che sono 800.000, 1,5 milioni. Io quando ho la possibilità di andare a Padova Centro, sento parlare e vedo soltanto stranieri, ma non perché hanno la pelle scura,
perché vengono dalla Polonia, dalla Bulgaria, dalla Romania, dalla Cina, vengono dall'Indonesia, vengono dal Sudafrica, no, da Sudafrica non vengono, da Sud America. Guardi, c'è una tale marea di stranieri. Io penso che se gli italioti sono 50 milioni, per me gli stranieri, a prescindere da quello che mi raccontano gli organi di Stato, sono 250 milioni, perché io mi sento attorniato da stranieri. E nelle vostre trasmissioni che sento parlare in italiano e vedo persone che certamente sono italiane, perché non ho la sensazione che siano così pochi. Allora, accoglienza, perché veramente, professor Case, mi scusi, ma io mi confesso pubblicamente, gli stranieri cominciano a starmi sulle scatole, non ne posso più di stranieri. Perché noi stiamo sempre peggio, siamo ridotti alla fame, allo stremo. Non mi posso preoccupare di cittadini che hanno uno Stato, quindi una patria da pater, che deve provvedere la loro patria e i loro bisogni, e che hanno difficoltà economiche, che devono chiedere aiuto. Non come fa il Messico degli Stati Uniti, te ne mando 12 milioni. Il Messico deve dire, cari Stati Uniti, mi potete aiutare, perché io sono in grave difficoltà a mantenere tutti i miei cittadini. Ma i messicani sono figli del Messico, ed è chi ha il potere che è il padre dei cittadini e deve provvedere al benessere o al malessere dei propri cittadini. Non possiamo farci carico noi. Benissimo. Le spese per il mantenimento di questa pletora di stranieri che vengono da tutto il mondo e da tutta Europa ci costa un'infinità di soldi, e dopo io non ho neanche la possibilità di pagare il ticket e di farmi curare, perché io ho rinunciato anche alla sanità pubblica, perché non posso permettermi il ticket, non so come mantenere la mia famiglia, e ho lavorato 38 anni sotto padrone. Certo, accoglienza di che cosa, professore? Sono stanco di doverli accogliere, non li sopporto più, e vorrei sapere il suo parere, perché lei è una persona assolutamente da bene e io l'ascolto sempre con la massima attenzione. Adesso le rispondiamo. Condivido assolutamente tutto quello che lei dice e la ringrazio per l'ospitalità. Buonasera, grazie a lei dell'intervento. Abbiamo anche il signor Antonio e lo ascoltiamo subito. Pronto, signor Antonio? Buonasera. Buonasera, dottor Trivellato. Lei chiama da? Dottor Trivellato, io chiamo da Roma. Ah sì, signor Antonio da Roma. Buonasera, buonasera, bentornato, bentornato. Grazie. No, come lei sa, dottor Trivellato... Come mi scusi, dottor Trivellato, non ho sentito, mi perdoni? No, prego, prego. Ho detto sì, bentornato. Stavo dicendo, dottor Trivellato... Sì. Stavo dicendo, come lei sa, seguo la vostra trasmissione sin dagli esordi, come si ricorda anche il professor Casen. Quindi ho voluto comunque dare una testimonianza di quello che è un po' il fenomeno 5 Stelle a Roma. Una spiegazione principale in realtà è relativamente banale, cioè nel senso che una situazione simile si può paragonare un po' a quello che è successo da voi nel 92-93 all'incirca o qualche anno più o meno all'incirca con la Lega, o come successe a Palermo con il movimento della rete di Orlando, cioè quanti sono i cittadini che sono stati, dottor Trivellato, delusi sia dalle amministrazioni rette, diciamo, dal centro-sinistra, prima Partito Democratico, ancora prima DS, cioè diciamo da quel tipo di, ma sia anche da quelle rette dal centro-destra, perché Alemanno ha avuto l'opportunità, ha completamente fallito. Io parlando con io non sono uno che vota 5 Stelle, non ho votato perché non mi sono sentito rappresentato, a torto ragione, so che posso essere anche criticato, però qua meriterebbe di fare un discorso sul sistema che è stato eletto, che io non condivido, quello dell'elezione diretta del sindaco, dell'elezione diretta del presidente della regione, dove costringe un sistema, però lasciamo stare. Però la gente qua praticamente, pur di andare contro questi, soprattutto, allora il primo obiettivo è il Partito Democratico. Il Partito Democratico, ormai la gente del Partito Democratico, perché chiaramente parlo di una maggioranza, non parlo di tutti, non può più, lo vuole punire, dottor Trivellato. Anche ci sono anche molti ex appartenenti a questo partito, che o per il discorso di Marino o per eccetera eccetera. La stessa cosa è il centrodestra, e la gente, le posso dire, dottor Trivellato, ho la testimonianza diretta, pur sapendo che se vincono i 5 Stelle, mi seguo, dottor Trivellato, pur sapendo che se vincono i 5 Stelle
Il signor Renzi non scucirà una lira con Roma e cercherà di far soffocare, lo sanno, i cittadini lo sanno che ci sarà il ricatto di Renzi, lo sanno benissimo, sono convintissimi lo stesso comunque di andare a votare. No, guardi, vedo che scuote la testa, non lo dico in senso negativo, guardi, sono convinto, se conosco bene, ho imparato a conoscere il signor Renzi, e non solo il professor Case ne sa molte esperienze di me, non l'ho detto solo io, il signor Renzi se vincono i 5 Stelle farà una guerra terribile. Sì, però sì. le sto dicendo che malgrado questo i cittadini i cittadini vogliono mettere alla prova i 5 Stelle perché dicono perfetto, se il signor Renzi farà una cosa di questo genere i 5 Stelle lo denunceranno e vedranno se sono capaci di prendere i soldi dall'altro lato, dal Vaticano eccetera eccetera, quindi c'è questa forte reazione, dottor Trivellato, una delusione fortissima che poi voi l'avete vissuto al nord, immagino con la Lega, che poi bisogna vedere come faranno i 5 Stelle, se ha mantenuto o meno l'aspettativa. La stessa cosa, ripeto, è successo al sud in maniera molto più limitata col movimento di Orlando, la rete. E questo è il vero motivo per cui... voglio anche dire un'ultima cosa, io vedo che la consigliera che c'è da voi ospite attacca molti 5 Stelle, però nella campagna romana l'obiettivo di tutti i partiti, compreso anche quello di Fratelli d'Italia, è stato il Partito Democratico, cioè al di là della legittimità da parte della consigliera ovviamente di attaccare i 5 Stelle, ma ci mancherebbe altro, ciascuno è libero di dire la propria opinione, però notavo che questa aggressività, parlo a livello romano sto dicendo, questa aggressività nei confronti di 5 Stelle, a tutto questa critica, non mi piace, scusi la parola aggressività, questa critica così forte nei confronti dei 5 Stelle a livello romano a Roma non c'era, assolutamente è stata rivolta contro il Partito Democratico, perché attualmente il Partito Democratico rappresenta quelli che sono i poteri di questa città, tutti i vari poteri forti da Cartaginone che regge la CEA, i vari palazzinari, le varie cooperative, tutte quelle cose che la consigliera conosce meglio di me e che si può meglio interfacciarsi con Giorgia Meloni. Quindi notavo questa forte aggressività che c'è nei confronti, questa forte critica a Roma non c'è stata. Abbiamo capito, signor Antonio. Tutte le forze di opposizione. Abbia pazienza, ma il tempo scappa via e abbiamo anche ancora una pausa pubblicitaria da dover rispettare e rispondere ai telespettatori. Allora, se diamo delle risposte brevi, le diamo vuole rispondere lei, la signora Michela? Su vari temi che lei ha affrontato, mi sembra, no? Innanzitutto mi sembra abbia chiuso sul discorso di Atlante, no? Sì, le banche. Per quel che riguarda le banche, Atlante forse si capirà fra qualche mese, ma in realtà è un grande affare per quelli che sono entrate, quelle banche che sono entrate, perché comprano le banche praticamente a prezzi stracciati, certo, molto al di sotto del valore anche di mercato e di patrimonializzazione, quindi avranno sicuramente delle plusvalenze importanti queste banche che sono entrate. Poi ha parlato anche dell'alluvione, di questi. Volevo fare ricordare alla signora, certo, che il Veneto ha un piano pronto contro le alluvioni che è stato solamente in parte finanziato da parte del governo centrale, che è il piano redatto dal professor Dal Paus, e noi siamo pronti siamo molto più avanti innanzitutto di altre regioni e siamo pronti, diciamo, a mettere in atto degli altri interventi per andare veramente ad affrontare il problema. Nel tornado della Riviera del Brenta, la Regione Veneto, con i pochi mezzi economici che abbiamo, ha messo 6 milioni di euro cash immediati. Lo Stato zero, praticamente nulla. Ecco, poi non so, il telespettatore successivo su Italo facciamo rispondere il professor Case, che è stato coinvolto direttamente sulla questione dell'accoglienza. Cominci pure lei. No, volevo solo dire, ho notato, cioè il telespettatore parla di accoglienza, parla di immigrati, è un discorso ampio, sappiamo bene, certo, potremmo andare avanti, però in realtà anche se gli immigrati sono una certa cifra nel nostro paese, nelle regioni del nord e nelle nostre città di sicuro sono in percentuale molto maggiore e si sente molto di più la loro presenza. Le cifre che il governo centrale sta mettendo in questo momento sul discorso di immigrazione, prima si parlava di politiche vicino alla gente, eccetera, ma l'immigrazione, l'Unione Europea, la Brexit, queste sono politiche di un certo tipo.
che fanno parte della discussione politica in questo momento. Il governo nella finanziaria del 2016 ha messo 3 miliardi e 300 milioni di euro per l'accoglienza agli immigrati. Questi soldi, se andavano alle nostre famiglie e ai nostri cittadini, ricordiamo che in Italia nell'ultimo rapporto Censis 1 milione di bambini vivono sotto la soglia di povertà, 11 milioni di persone hanno difficoltà di procurarsi le cure mediche perché il loro reddito non glielo permette, quindi prima i nostri cittadini e dopo quelli che arrivano. Certo. E poi soprattutto dobbiamo fare una politica seria in materia di immigrazione. Questa politica che si sta portando avanti non va assolutamente, bisogna cambiare totalmente marcia. Completamente. Professor Casa, vuole aggiungere qualcosa per il... Sì, allora l'accoglienza è soltanto un paravento, non c'è accoglienza in Italia. Vengono accolti perché si sono create delle strutture che lucrano su questa immigrazione. Perché questa immigrazione avviene, qui sarebbe lungo da discutere e stiamo preparando delle trasmissioni appositamente per capire qual è l'origine di questa immigrazione. Normalmente sono le guerre. Allora mi soffermo solo a dire alcune cose, che Enea era un emigrato e scappava da una guerra di Troia. Antenore, che ha fondato Padova, era un immigrato anche lui, no? I Veneti sono immigrati e scappavano dalla guerra di Troia accompagnando Antenore. Siccome avevano perso il loro capo militare, si accompagnarono con Antenore e vennero nel Veneto. Questa naturalmente è la storia che è arrivata fino a noi. Quindi gli Stati Uniti sono oggi gli Stati Uniti perché sono tutti immigrati, il 100%. Gli unici autoctoni che sono sopravvissuti sono i Pelle Rossa, ma insomma diciamo che è una minoranza in fase di estinzione. Per cui purtroppo questi sono i fenomeni. Se dobbiamo dare un senso a questa cosa, sì, l'accoglienza vuol dire prendere queste persone e integrarle. L'integrazione vuol dire insegnargli l'italiano, insegnargli un mestiere, insegnargli la nostra storia, perché se entrano in un paese devono conoscere non necessariamente la loro ma anche la nostra, devono conoscere le regole, ogni paese ha le sue regole, quindi è giusto istruirli e poi dargli un'opportunità. Allora questa è integrazione, attenzione, perché diversamente alla lunga saremo noi. Se noi in questo momento escludiamo loro nel tempo, diciamo, alla lunga, saranno loro a escludere noi. Certo. Perché hanno una forza potente, che è la riproduzione. Uno di questi ha detto una frase molto saggia: vi conquisteremo con l'utero. Cioè noi facciamo figli, voi no. Però attenzione, perché non facciamo figli? Perché avevamo delle banche, e soprattutto erano banche cattoliche, cristiane, quindi la Banca Cattolica del Veneto, piuttosto che la maggior parte delle banche erano in mano all'area politica di centro, che non dava mutui perché i giovani che si sposavano potessero avere una casa. Si è perso perché mettere insieme una famiglia c'è bisogno anche un posto e una dignità, e questo non è stato fatto. Ricordiamo che i tassi di interesse lievitarono fino al 25% e non c'era futuro per i giovani. C'era sicuramente un'industria che funzionava e quindi poteva dare un certo tipo di stipendio che surrogava determinate altre deficienze del paese, ma appena si sono aperti i mercati naturalmente è entrata in funzione la crisi, e questo è il problema reale del nostro paese. Ma soprattutto siamo stati soggiogati dall'euro e non mi raccontino che noi siamo stati salvati dall'euro, perché a parole è una buona affermazione, possiamo discuterla, ma di fatto con i numeri non sta in piedi.
Certo, allora dobbiamo andare in pubblicità, siamo già in ritardo con la pausa pubblicitaria, dopo abbiamo gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora di trasmissione per tirare un po' le somme di questa serata, tra poco.